Cedesi Attività, delle centinaia di stampe che ha affisso su una vetrina aperta da più di mezzo secolo, dal 1969, questa è quella che Mario Gabbiato, corniciaio ed editore veneziano, non avrebbe voluto mettere. Eppure, da qualche tempo è lì. Siamo arrivati al punto che non riesco più ad avere gli introiti sufficienti a coprire tutte le spese. Quando Mario Gabbiato ha raccolto l'eredità del padre, di cui campeggia una foto nel laboratorio, il negozio era specializzato in specchi alla veneziana, con ricci e rosette fatte a Murano. Riforniva una decina di negozi, ma dalla fine degli anni Ottanta quest'articolo ha iniziato progressivamente ma inesorabilmente a scomparire dalle vetrine. Togliendo spazio a loro e dando spazio alle maschere. Alla fine la cosa si è completata che oggi lei non riesce più a vedere un prodotto tipico veneziano in una vetrina veneziana. Mario ha virato allora verso la produzione di stampe di Venezia, alcune commissionate anche ad artisti molto conosciuti, tra cui persino Altan. Ma oltre ai residenti, nel frattempo, Venezia aveva perso anche molto del turismo di qualità. Il turismo, secondo me, è molto meno interessato a queste cose che io propongo. Lei può notare che si aprono negozi di bar, di ristoranti, e di gelaterie e non c'è Un turismo niente di altro. più di bassa qualità rispetto a quello che c'era una volta. Io devo dire di sì, perché ne ho la prova. Davanti al suo negozio, Mario Gabbiato ha visto passare generazioni di veneziani, finché c'erano. Ha visto una città stravolta in pochi decenni, in cui non sembra più esserci posto. I giovani che mettano su casa e che debbano allestire e arredare la casa, non ne vedo, insomma. Ecco, io ho lavorato con i B&B, questo sì, e qualcuno che mi dice sto allestendo un appartamentino, ho bisogno di mettere a parete un po' di cose colorate, cosa mi propone?